Contro il piano casa previsto dalla Regione arriva anche il grido di dolore del sindaco di Venezia. Per Giorgio Orsoni è un progetto che non si può condividere perché incide negativamente sulla possibilità dei comuni di controllare quello che avviene sui loro territori. In qualche misura dare queste incentivazioni volumetriche spot senza un quadro generale di riferimento rischia di devastare sia il paesaggio agricolo, il paesaggio in generale, sia i centri storici. Non è così, aggiunge Orsoni, che si incentiva lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico si può incentivare in tanti modi, ma soprattutto non si può incentivare in maniera selvaggia. L'idea di Orsoni su questo tema è diversa. Io credo che la Regione dovrebbe preoccuparsi di questo, cioè di dare delle linee per consentire una corretta rottamazione dell'esistente costruito negli anni 50-60. Immediata la replica del presidente della giunta regionale. Noi ascoltiamo tutti e il confronto è nelle nostre corde, però non si dica che il piano casa è per fare centri commerciali o per speculazione. Il piano casa sostanzialmente dà a chi è proprietario di una casa o di un capannone la possibilità di ampliare. Ma per Orsoni imporre regole dall'alto uguali per tutti è un atteggiamento centralistico, in pratica l'opposto di quello che predica il partito di Zaia. Questa è una visione centralistica e burocratica, non solo dell'urbanistica ma in generale dell'amministrazione, una visione che abbiamo sempre ritenuto molto perniciosa, molto sbagliata. Zaia tiene a specificare che il piano casa non è per nuovi insediamenti commerciali e non autorizza nuove edificazioni. Non si dica che si fanno centri commerciali o altre cose perché non è la verità. Vorrei specificare che il piano casa non prevede nuove lottizzazioni, ma sta semplicemente parlando di ampliamenti del 20-30% di quello che c'è. E, aggiunge Zaia, ci devono essere miglioramenti dal punto di vista energetico, sismico e idrogeologico, altrimenti l'intervento è bloccato. Per Orsoni però solo i comuni hanno la visione esatta del loro territorio. Solo le amministrazioni comunali, cioè chi è più vicino ai cittadini, è in grado di valutare come sviluppare il proprio territorio.